Israele ha intensificato gli attacchi in Libano, lanciando oltre 1.600 raid aerei in 24 ore, che hanno causato almeno 492 morti, inclusi bambini, donne e migliaia di sfollati. L'operazione, diretta principalmente contro Hezbollah, ha provocato una grave crisi umanitaria, soprattutto nel sud del Libano. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che la guerra è contro Hezbollah, non contro i civili, invitando i libanesi a lasciare le zone coinvolte. Beirut ha condannato duramente l'offensiva, definendola una guerra di sterminio. La comunità internazionale, compresa l'UE, ha espresso preoccupazione per il rischio di una guerra totale, mentre l'Iran ha accusato Israele di voler estendere il conflitto a tutta la regione. La situazione è grave anche a Gaza, con migliaia di vittime e feriti. Anche l'Italia monitora la sicurezza dei propri militari in Libano, impegnati nella missione UNIFIL, e ha dichiarato che è pronta a evacuare i cittadini italiani se necessario. La notte tra sabato e domenica nella discoteca Baia di Molfetta, Michele Lavopa, 21 anni, ha sparato per errore uccidendo Antonia Lopez, una ragazza di 19 anni. L'obiettivo del giovane era Eugenio Palermiti, nipote di un boss della criminalità barese con cui Lavopa aveva un conto in sospeso da 6 anni. Armato di una pistola calibro 7,65, Lavopa ha colpito 5 persone, inclusa Lopez, il cui proiettile ha reciso l'aorta causandone la morte immediata. Lavopa è stato arrestato e ha confessato il delitto. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di violenza giovanile legata alla criminalità organizzata, fenomeno sottolineato dalla DDA di Bari, che ha espresso preoccupazione per l'uso delle discoteche come luoghi di affermazione del potere criminale. La comunità locale è ora sconvolta per la tragica perdita di Antonia, vittima innocente di una faida. A Torino una tragica vicenda si è consumata nella notte, quando una donna di 34 anni di origine tunisina è stata uccisa a coltellate dall'ex marito, un uomo di 48 anni, anche lui tunisino. L'omicidio è avvenuto in via Cilnia, nel quartiere Barriera di Milano, davanti agli occhi dei loro 2 figli, un ragazzo di 13 anni e una ragazza adolescente. Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione è scaturita da una lite tra i coniugi. L'ex marito ha colpito la donna al torace con un coltello, infliggendone ferite mortali. Dopo l'accaduto, i soccorsi sono stati immediatamente allertati dai bambini. Il figlio di 13 anni ha inseguito il padre per le strade chiedendo aiuto ai passanti per fermarlo, mentre la figlia ha cercato rifugio dai vicini, dove ha chiesto assistenza. I carabinieri, avvisati della situazione, sono giunti rapidamente sul luogo del delitto. Hanno trovato la donna in condizioni disperate e l'hanno trasportata d'urgenza all'ospedale San Giovanni Bosco, dove purtroppo è stata dichiarata morta poco dopo il suo arrivo. Nel frattempo le forze dell'ordine hanno localizzato e arrestato l'ex marito a poche centinaia di metri dall'abitazione mentre tentava di fuggire. L'uomo è stato portato nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, dove dovrà affrontare le conseguenze del suo gesto efferrato. Questa tragedia ha suscitato un'ondata di indignazione e tristezza nella comunità locale, evidenziando ancora una volta il dramma della violenza domestica e le sue devastanti conseguenze sui membri più vulnerabili della società, come i bambini. Durante il suo intervento al vertice del futuro all'Assemblea Generale dell'ONU, la premier italiana Giorgia Meloni ha affrontato questioni cruciali riguardanti la riforma delle Nazioni Unite e la situazione geopolitica attuale. Condannando l'invasione russa dell'Ucraina, ha descritto l'atto come inaccettabile e ha sottolineato che le crisi globali, pur portando difficoltà, offrono anche opportunità per la riflessione e l'azione. Meloni ha evidenziato la necessità di un multilateralismo forte, affermando che nessuno Stato può affrontare da solo le complesse sfide nel nostro tempo, come il cambiamento climatico e le disuguaglianze sociali. La Premier ha ribadito che la riforma del Consiglio di sicurezza deve rispettare i principi di uguaglianza e rappresentatività, affermando che non devono esserci nazioni di serie A e di serie B. Ha quindi presentato il Piano Mattei, un'iniziativa per promuovere investimenti in Africa, proponendo una cooperazione equa e rispettosa con i paesi africani,
con l'obiettivo di garantire ai giovani africani il diritto di rimanere nei loro paesi e di sviluppare le proprie comunità. Meloni ha invitato la comunità internazionale a rinnovare l'impegno verso il multilateralismo e a sfruttare le attuali crisi come opportunità per costruire un futuro di pace e cooperazione tra le nazioni, sottolineando l'importanza del dialogo e del rispetto reciproco.